Sono entrati nel cuore della notte in silenzio mentre i proprietari erano ancora dentro casa, attimi di puro terrore in via Magenta nella zona ovest di Mogliano Veneto, dove una banda composta da 2 o forse 3 malviventi ha preso di mira la villetta della famiglia Bovolato dove vivono i 2 anziani coniugi. Voi eravate in casa allora? Certo, certo, E non avete sentito niente? nulla. Il furto è avvenuto attorno alle 22. I ladri hanno utilizzato la cosiddetta tecnica del buco sulla finestra, un foro praticato sugli infissi per riuscire ad aprire la serratura senza fare rumore e senza attirare l'attenzione. Una volta dentro, i malviventi si sono mossi con estrema cautela, hanno rovistato nelle camere da letto, nei mobili e negli armadi, mettendo completamente a soqquadro parte dell'abitazione. Risparmiate soltanto la cucina e il salotto, dove in quel momento si trovavano separatamente i 2 anziani coniugi. Io ero in cucina, mio marito in salotto, ma hanno passato tutte le stanze e noi non ci siamo visti niente. Per fortuna che mi sono trattenuta ad andare a letto quella mezz'ora che loro sono passati, ma non ho sentito nulla. Hanno passato tutte le 10 stanze. Madonna mega protetto, perché veramente avrei avuto un shock che adesso salire all'ospedale è il neuro. Perché guarda, sono tutto tremante, mi dispiace, mi sono scappata. Mi dispiace tanto signora, mi dispiace tanto per quello che le è accaduto. Quanti anni avete voi? È passata l'ottantina. Solo il caso ha evitato il peggio, vittime e ladri infatti non si sono mai incrociati faccia a faccia, un dettaglio che oggi viene visto come una vera fortuna considerando la tensione e la paura vissute dalla coppia. I malviventi sono riusciti a fuggire portando via denaro e altri oggetti di valore, facendo perdere rapidamente le proprie tracce nel buio della sera. La donna, ancora profondamente scossa dall'accaduto, non ha voluto mostrarsi alle telecamere, ma ha accettato di rispondere ad alcune domande dal citofono. La paura è ancora fortissima. Non sono in grado di parlare, sono tutta scombussolata. Avete subito uno shock. Per forza. La famiglia, tra l'altro, non sarebbe nuova a episodi del genere, in passato avrebbe già subito altri furti. È la prima volta che vengono. No, la seconda volta, anche l'altro anno, a agosto. Non se ne può più ormai. Ah sì, e poi potevo anche aspettarmela, ma sono sempre ottimista perché un mese fa hanno tagliato la rete di recinzione nella parte dietro del campo. Immediata la denuncia ai carabinieri, gli investigatori stanno ora cercando elementi utili per risalire ai responsabili.